spiace enormemente non essere presente a questo appuntamento importante che ogni anno si ripete per ricordare le vittime della mafia e di tutte le forme di violenza. È un onore per la nostra scuola poter ospitare tutti voi e vi ringraziamo di vero cuore. Parole come mafia, terrorismo, violenza, illegalità sono ricorrenti nei discorsi che quotidianamente affrontiamo con i nostri alunni, da sempre e in contesti diversi, ma che fanno tutti parte della nostra azione educativo-didattica. E lo facciamo consapevoli che il senso che vogliamo dare alle nostre azioni come docenti è la consapevolezza che ogni forma di illegalità, pensiero mafioso e violento può essere sanato solo dalla cultura e dal rispetto per l'essere umano e ancora di più dalla memoria. E visto che i nostri libri di storia tanto si soffermano ancora sulla storia antica, medievale, eccetera, e poco, troppo poco sulla storia contemporanea, che tanto avrebbe da raccontare di fatti criminosi e grandi uomini che hanno combattuto vere e proprie guerre, spesso a costo della propria vita, bene, allora lo facciamo noi, sperando che i semi di ciò che da tempo cerchiamo di piantare trovino quel terreno fertile, pronto un giorno a fare germogliare e poi crescere uomini e donne che abbiano rispetto della propria vita e di quella altrui. Grazie ancora.